Buon pomeriggio da parte di Franco Segrete. Hai visto, Stella, che bella sigla verde? Speranza? Sì, hanno cambiato la scenografia, sì, verde speranza. Complimenti, complimenti a tutti. E allora siamo arrivati a questo lunedì 24 febbraio 2020, parleremo ampiamente della Serie B, parleremo anche della Serie C, però io quest'oggi, cara Stella, te do subito la parola, vorrei iniziare con il calcio a 5. Il calcio a 5 a Cosenza rappresentato dalla Pirossigeno e abbiamo degli ospiti che oggi ci sono venuti a trovare. Comunque a te subito la parola. Li presentiamo dopo? Li presentiamo dopo e andiamo subito tu dopo, gentili telespettatori, benvenuti all'immancabile appuntamento di Replay, in onda ogni lunedì alle ore 15 su Teleeuropa Network, canale 10 del digitale terrestre. Si alza il sipario per una nuova puntata sempre ricca di informazioni calcistiche delle nostre calabresi. Non dimenticate di interagire con noi attraverso il numero WhatsApp 345 921 1221. La parola a te, Franco. Grazie Stella per questa presentazione. Io vado subito a presentare gli amici che ci seguono da casa perché ci regaleranno qualche minuto del loro tempo. E gli amici, dicevo, della Pirossigeno, Futsal Calcio a 5, il team manager Eugenio Marasco, grazie per aver accettato l'invito, e Pari De Marchio, ex giocatore del Cosenza, del Ren, della Morrone, lo ricordo, insomma, Pari De Marchio che adesso è uno dei punti importanti della Pirossigeno, che ha un piede in Serie A2, manca un solo punto, poi ne parleremo, e con noi anche il nostro compagno di viaggio ed avventura Aldo Cennamo. Grazie Aldo. Buon pomeriggio a tutti, salve. Allora, partiamo subito con questo campionato di futsal, o no? Sì. Siete lì per spiccare il salto in Serie A, caro team manager Marasco? Sì, siamo lì, manca questo punto, vediamo sabato se riusciamo a mettere la parola fine a un'annata bella, spettacolare, ma anche per certi versi lunga, insomma, aspettiamo di festeggiare. Voi siete una squadra imbattuta, caro Pari De Marchio, dopo 17 giornate, frutto di 16 vittorie e un pareggio. Ci sono 11 squadre nel girone, poi mi dici la differenza, visto che tu hai giocato nel calcio ad 11, con la differenza col calcio a 5 naturalmente. Beh, sì, imbattuti da quanto? Da 16 giornate? Diciamo di sì, comprende anche la Coppa, quindi siamo anche alle Final 8, che è un traguardo dove il Cosenza non era mai arrivato, quindi oltre a essere primi e chiudere se sabato si gioca, visto... Mi pare che avete ricevuto, chiedo scusa, avete ricevuto anche voi un messaggino poc'anzi, sì. A rischio anche la giornata che dovrebbe praticamente portarvi in Serie A. Ho ricevuto un messaggio dal direttore sportivo Francesco Novello, che saluto. Salutiamo, poi salutiamo anche il presidente Renzo Andropoli, il dirigente Pino Fuoco, il vicepresidente nonché lo sponsor, il signor Eugenio Piro. Sì, potrebbero esserci degli blocco dei campionati, sì. Hanno già bloccato l'Under 19, le finalette e l'Under 19 nazionale. Mister Giovanni Chiappetta è l'allenatore. Sì. Giovanni Chiappetta l'allenatore, poi il presidente Pino Fuoco, il nostro amico Pino Fuoco, che è appunto Pino Fuoco che salutiamo, e poi mi dicevi c'è questo sponsor, lo sponsor principale, il main sponsor Eugenio Piro della Pirossigeno. Sabato mi dicevi ci dovrebbe, uso il condizionale, essere questa trasferta però è a rischio rinvio per questo coronavirus di cui ho già parlato ampiamente il nostro direttore Attilio Sabato nel TG. Sì, siamo noi speriamo, incrociando le dita, che si arrivi a giocare, perché così per mettere la parola fine a questo campionato, dove è stato molto avvincente, dove ci hanno tolti. Mi dici la differenza? Ti avevo fatto la domanda tra... tu hai giocato, dicevo, con le giovanili del Cosenza ai tempi di Fiore, no? Sì, hai giocato poi a Rende, nella Morrone, e poi adesso sei passato al calcio a 5. Diciamo che le differenze sono molte, perché già dalla superficie, quando giochi sul parquet gommato, rispetto al campo dove respiri l'erba vera, è totalmente un'altra storia. Poi sono diverse le dinamiche, in quanto io da difensore a calcio un gol lo facevo all'anno, mentre quest'anno c'ho 25 gol, quindi è tutto totalmente diverso. 11 squadre nel girone, grazie, 11 squadre nel girone, qual è quella che vi ha dato un po' di problemi, vi ha creato qualche problema? Guarda, quest'anno penso che era anche la favorita, il Pronissa di Caltanissetta, sì. Era la squadra probabilmente inizio anno favorita sulla vittoria finale. L'abbiamo incontrata ben 3 volte, di cui 2 in campionato e una
Vincendo abbiamo avuto l'accesso alle finali internazionali e quindi sono state 3 belle partite, in particolar modo quella della Coppa Italia. Lì ci siamo allungati fino ai supplementari, quindi bella partita. Voi giocate qui a Cosenza al Palazzetto dello Sport? Sì, al Pallaferraro di Via Popilia. A Pallaferraro di Via Popilia. Aldo, vuoi aggiungere qualcosa? Così salutiamo gli amici? Non sono un appassionato di calcio a 5, però il prossimo anno ci dobbiamo andare. Ero curioso, volevo fare la domanda. Prego. Hai fatto bene. Dove giocavano e se l'impianto rispecchia insomma la situazione, perché mi pare che stanno per andare in A2, mi pare, o no? Sì, in A2, sì. E quindi già speriamo manca un punto. Poi, volevo sapere, ma la gente vi segue? Avete pubblico, avete spettatori, avete diciamo un seguito importante anche quando andate fuori? Allora no, è vero che è uno sport minore ancora, sicuramente vincendo i risultati portano l'entusiasmo, quindi ora la gente sta iniziando ad entusiasmarsi e seguirci. Sì, l'impianto è a norma, possiamo tranquillamente disputarci la Serie A2 lì, quindi niente, la prossima in casa, speriamo di festeggiare in casa, quindi stiamo organizzando anche lì una bella giornata di festa. E poi vi avremo nuovamente ospiti qui da noi al Replay. E poi con piacere saremo di nuovo qui da voi. Sì. Benissimo, allora Stella ringraziamo il team manager del Pirossigeno Futsal Cosenza, con un piede in Serie A manca un solo punto, domenica ripeto si dovrebbe giocare sul condizionale ad Agrigento, però è arrivato un messaggio. A loro comunque per la loro prossima partita. Grazie a Pari De Marchi, ex calciatore di Cosenza e Rende, che è un punto di forza dell'appunto formazione Pirossigeno Cosenza, e noi vi possiamo salutare, andiamo subito a cambiare discorso perché un in bocca al lupo per il futuro. Dobbiamo trattare la Serie B. Ci ritroviamo, speriamo in A. Benissimo, lo allora speriamo anche noi. E Ad Maiora, grazie. Auguri. E allora chiediamo alla regia i risultati della classifica di Serie B. Esattamente, risultati e classifica di Serie B dalla regia. Ok, grazie. Ecco qui, allora risultati di Serie B. Abbiamo Ascoli Cremonese rinviata, data da destinarsi, Cittadella Juve Stabia 3-0, Cosenza Frosinone 0-2, Crotone Pescara 4-1, Perugia Empoli giocherà questa sera, Pisa Venezia 1-2, Pordenone Chievo 0-1, Salernitana Livorno 1-0, Trapani Spezia 1-1, Virtus Entella Benevento 0-4. Allora andiamo a vedere la classifica di Serie B. Intanto state continuando a scriverci, seguiamo i vostri messaggi, a breve cerchiamo di rispondere a tutti. Allora vediamo la classifica di Serie B, al comando troviamo sempre Benevento con 60 punti, a seguire Frosinone 43, Spezia 41, Crotone 40, Salernitana Cittadella 39, Chievo 37, Pordenone 36, Virtus Entella 35, Empoli 33, Perugia 33, Pescara Juve Stabia 32 punti, Ascoli Venezia 31, Pisa 30, Cremonese 26, Cosenza 23, Trapani 20, chiude la classifica Livorno con 14 punti. Grazie alla regia. Grazie alla regia. Allora possiamo tornare in studio, dopo aver visto questa classifica generale torniamo in studio, dicevo, perché ci hanno raggiunto 2 amici che oggi staranno con noi fino al termine della trasmissione. Uno è Silvio Zizza. Grazie Silvio, direttore sportivo, prima osservatore, poi direttore sportivo, ha lavorato nel Chievo Verona, ma lo scorso anno ha lavorato anche nel Cosenza Calcio in Serie B. Grazie ad Antonio Clausi, collega di Cosenza Channel. Salve a tutti. Grazie per aver accettato l'invito, e poi come al solito c'è il nostro caro Aldo Cenema. Abbiamo visto subito i risultati, abbiamo visto la classifica generale, però io direi di andare a vedere subito gli highlights di questa ennesima sconfitta del Cosenza, la sesta in casa al Marulla, contro il Frosinone di Nesta per 2-0. Se siamo pronti dalla regia direi di andare a vedere appunto le fasi salienti della gara. Grazie. Ancora un passo falso per il Cosenza, che al Marulla non concede il bis dopo la vittoria di Livorno, incappa nella terza sconfitta consecutiva fra le mura amiche. I lupi non riescono a invertire il trend, troppo poche 2 vittorie casalinghe conquistate fino a questo punto del campionato, e la salvezza deve passare anche dall'impianto cittadino. Ma tornando alla sfida con il Frosinone, la squadra di Pillon appare nei primi 45 minuti poco determinata e contratta, e subisce la verve degli avversari, che
che in pochissimi minuti mettono sotto i calabresi, chiudendo subito la gara. Al 14° è Dionisi a sbloccare il risultato, raccogliendo un traversone basso di Novakovic. Poi 6 minuti più tardi sono ancora i Ciociari ad avere la meglio, con il raddoppio siglato proprio da Novakovic, che finalizza una perfetta ripartenza. I cosenzi alle corde, ma dopo il riposo Pillon corre ai ripari, cambiando modulo e passando dal 4-3-3 al 3-5-2, inserendo Schiavi al posto di Pierini. I rossoblù allora provano a rimontare, ma nonostante le tante occasioni avute trovano la precisa e puntuale opposizione dell'estremo laziale Bardi, che spegne ogni speranza di riacciuffare la sfida, e il match scivola via fino al fischio finale. La squadra rinesta consolida il secondo posto con il 5° successo consecutivo, mentre per il Cosenza è notte fonda, anche se la matematica offre ancora chance ai rossoblù. Non abbiamo fatto bene il lavoro che dovevamo fare, nel senso che abbiamo concesso delle occasioni su palla nostra, e quando tu concedi delle occasioni così a una squadra così forte le fanno. Diventa difficile poi rimediare a una situazione così. Sul 2-0 è diventata una cosa in salita, anche se nel secondo tempo abbiamo fatto un po' meglio, abbiamo avuto delle opportunità anche di fare gol, è stato bravo il loro portiere, però la mia colpa è del primo tempo. Il primo tempo non abbiamo fatto bene e l'abbiamo pagato. E allora abbiamo visto prima gli highlights, abbiamo sentito poi anche Pillon, tutti quanti naturalmente ci saremmo aspettati dopo la vittoria di Livorno per 3-0, una gara diversa, è stata stucchevole quel primo tempo, quei primi 45 minuti, consentitemi ma non li ho visti nemmeno in eccellenza io. L'ho detto a chi di competenza, è una squadra che evidentemente è distonica, soffre di distonie perché una partita la fa bene, poi infila 5 risultati negativi, poi un'altra vittoria a Livorno e poi ritorna con la sconfitta di fronte al pubblico amico. Non mi pare che ci sia una pressione del San Vito Marulla, perché fino a questo momento io sposo le parole del Carastella, te lo ricordi cos'è? La battuta che ha fatto l'altra volta l'ex allenatore del Cosenza Gianluca Gagliardi, quando ha detto che sono tutti colpevoli in questo Cosenza, dal presidente all'ultimo al magazziniere, l'unico innocente è il pubblico del Cosenza Calcio. Antonio Clausio, a te la parola. Per rafforzare questa tua tesi io aggiungo un'altra cosa, che anche nella partita contro il Frosinone il pubblico del San Vito, del Marulla, ha tifato incessantemente fino al 90°. Giusto. Poi, triplice fischio finale, hanno nuovamente individuato il colpevole in Eugenio Guarasch, perché non possiamo tacere dei cori di contestazione che gli sono stati rivolti. Venendo alla partita, caro Franco, c'è poco da aggiungere a quello che abbiamo scritto e già detto, nel senso che dopo la partita di Livorno, che un po' tutti avevamo evidenziato come potesse essere attendibile fino ad un certo punto per la consistenza mostrata nella Bronici in quel match, almeno contro i rossoblù, ci si aspettava una conferma, chiamiamolo in questa maniera, però sono state molto eloquenti a mio avviso le parole poi dette da Pillon in sala stampa, quando ha detto le abbiamo sentite. Ho capito tante cose riguardo al Cosenza. Ecco, l'interpretazione di queste parole io credo che sia rivolta esclusivamente ad alcuni calciatori, nel senso che probabilmente ancora qualcuno non è pronto per giocare a determinati livelli la Serie B. Perché nel momento in cui ci si attende quel passo in più contro una formazione quadrata, parliamoci chiaro, come è il Frosinone, a cui comunque mancavano delle pedine, mancavano anche al Cosenza, però sulla carta anche quei due 11 erano sbilanciati sicuramente in favore dei Ciociari, quel salto di qualità da parte dei rossoblù non c'è stato. E allora bisogna nuovamente usare un leitmotiv che abbiamo utilizzato forse. Antonio, guarda, stanno passando un mare di messaggi al 345 921 sì. 1221, Stella. Sì, esattamente. Un mare di messaggi, la dicono lunga su quello che è adesso la sfiducia di tutta la tifoseria nei confronti della società, del presidente, dei giocatori, in particolare di tanti giocatori che non sudano la maglia per come avrebbero dovuto fare fino a questo momento. Mi dispiace dirlo, ma questa è un'annata veramente nata male, che probabilmente, come ho sempre sostenuto, finirà presto.
Concludo, soltanto dicevo che dobbiamo utilizzare nuovamente il solito refrain, sinceramente a me è venuto un po' a nausea, però purtroppo bisogna dire che per l'ennesima volta il campionato del Cosenza inizierà dalla prossima giornata. E poi ne parleremo perché c'è il discorso del coronavirus, ci stanno scrivendo... Abbiamo delle ordinanze da parte del Veneto e della Liguria, quindi... Poi leggeremo le ordinanze. Sì, vediamo un attimo. Se torniamo sul discorso della sfiducia sulla società, diremo altre cose. Va bene, abbiamo tante cose, anche la lettera di Padre Fedele, la risposta di Guaraci, del Presidente. Io vorrei dare la linea però, pensieri e parole a Silvio Zizza, che lo scorso anno ha lavorato appunto nel Cosenza Calcio e mi dovrebbe fare un po' il DNA, la risonanza magnetica, tra virgolette, le radiografie, vedi tu, insomma, di questa società, perché la tifoseria ce l'ha con la società, quello che succede, quello che secondo te si è sbagliato, come la vedi tu questa volta da esterno, perché so che non lavori più per il Cosenza, e di conseguenza diciamo che dagli addetti ai lavori all'ultimo tifoso siamo un po' tutti scontenti di quello che è la situazione del campionato attuale, di questo terzultimo posto in classifica che il Cosenza forse la tifoseria non avrebbe meritato. Franco, guarda, io... Buonasera a tutti intanto. Grazie. Grazie per l'invito, è sempre un piacere qui da voi venire. Io sono capitato, ho iniziato a lavorare col Cosenza e di questo ringrazio comunque il Presidente Guarascio e la società che ha voluto avvalersi delle mie prestazioni l'anno scorso. Mi preoccupavo di fare il capo scouting, quindi andavo in giro per l'Italia a vedere un po' di trovare qualche talento. Ah, quindi come capo scouting sì, tu hai lavorato? Sì, perché comunque quando vengono queste grosse squadre, Juve, Inter, Milan, sempre a prendersi i nostri talenti, è antipatico e brutto, perché noi abbiamo alcuni talenti importanti in Calabria e ci sono tanti osservatori, tanti che lavorano per queste squadre del nord e non riusciamo mai, no, a farli arrivare a Cosenza, a Catanzaro, a Reggio, insomma, per poi magari venderli dalle prime squadre noi e quindi fare anche i quattrini. Quindi ti volevo dire, io per quanto riguarda l'anno scorso sono arrivato il momento in cui il Cosenza stava andando male, però se vi ricordate dopo il derby di Crotone ci fu la svolta. Esatto. E io sono arrivato il momento che era già ripartita la rincorsa verso la salvezza, tant'è che poi addirittura siamo arrivati, dico siamo, nel senso che siamo arrivati quasi a pochi punti dei playoff alla fine per 100 classifica e quindi non posso che parlare bene di quell'annata, cioè con partite al fulmicotone, sempre al cardiopalma alla fine, con parate di Perina, rigori parati, decisivi, partite vinte, il Crotone mi pare nel derby in casa, mi ricordo una partita col Pescara finita 1-1 se non vado errato, dominata. Insomma, l'anno scorso secondo me io ho visto una buona squadra, è un'ottima società. Ora quest'anno non mi permetto, caro Franco, di entrare nel merito perché sai, dall'esterno non sai mai come vanno le cose. Mi è dispiaciuto, sicuramente mi è dispiaciuto non aver fatto parte quest'anno di questa società, perché anche se per poco tempo però mi ero innamorato, diciamo, no? Perché comunque i tifosi sempre che stanno lì davanti la sede dalle 3 del pomeriggio ho avuto modo di vedere fino alla sera, che ti fanno vedere la passione, l'attaccamento. Senti e tocchi con mano quando è attaccato il tifoso alla propria quindi squadra. Pure che tu non ci sei mai stato, però bastano pochi mesi per renderti conto di che voglia c'è, che passione c'è di attaccamento a questa squadra, a questa società. Certamente Franco, io penso, pronti via mi sento dire una cosa, cioè Dermacu, Palmiero, Tutino e anche Embolo, oserei dire. E come no? Non si regalano a nessuno, cioè c'è la spina centrale della squadra, che sono giocatori importanti che secondo me non sono stati rimpiazzati a dovere. Però è anche a dire un'altra cosa, Franco, secondo me questo organico del Cosenza, almeno dal mio umilissimo punto di vista, non è poi malaccio, cioè nel senso che se il Cosenza in questo momento fosse al posto, che ne so, in centro classifica, farebbe divertire poi i tifosi. Sì. Perché l'organico non è male. E quello è la rabbia, quello che fa rabbia. Il problema qual è, Franco? È quello che fa rabbia. È che non è un organico, un 11, un 12, 13 giocatori che in questo momento hanno l'esperienza e le caratteristiche per potersi tirare fuori dalle secche. Forse adesso ci sarebbe dovuto essere qualche giocatore in più di esperienza e di più carattere. Di buttare qualche palla in tribuna, perché abbiamo visto che ho visto venerdì, non l'ho vista dal vivo, ma l'ho vista su televisione, che su 2 errori clamorosi il Cosenza ha preso 2 gol. Ecco, prima di dare la parola a Aldo, mi dici qualcosina su questi messaggi che stanno arrivando? Tantissimi messaggi. Sì, più o meno continuate sempre a interagire con noi al 345 921 12 21. Allora vabbè, parlano sempre riguardante il presidente, che non vogliono che più comandi questa squadra di Serie B, perché chiaramente... La società, insomma. Sì, ma più che altro ce l'hanno con il presidente. Esatto, ci sono delle... Esatto, sì.
Allora, poi molti dicono che in questo gruppo non ci sono giocatori che sudano la maglia, quindi molto quello che ho detto io, non tutti però. Sì. Quindi l'assunto è questo, caro Aldo, ecco, se torniamo, questo. E poi qualche altro, così diamo la parola ad Aldo. Sì, niente, che gli ultra della tribuna, molti dicono, devono iniziare ad incitare come si è fatto con il Sud Tirol. Benissimo, a me mi pare che lo stiano facendo sempre, certo. Il pubblico, come rimarcava giustamente Antonio Clausi, ha fatto sempre la propria parte, cosa Anzi, che mi dispiace dirlo, scusa ma Antonio, non ha fatto la squadra in campo finora, sono 25 partite, no? Anzi, in trasferta i tifosi del Cosenza sono numerosissimi. Numerosissimi, oltretutto. Completamente in controtendenza a quello che è l'andamento della squadra. È vero. Allora, Aldo Cenema, a te la parola, hai sentito Antonio, hai sentito Silvio Zizia che ha lavorato nel Cosenza Calcio, la sconfitta, le parole di Pillon, ti do subito Mi viene da dire subito una cosa. Prego. Da scivoloni scivoloni, perché tanti scivoloni, partiamo da quella frase memorabile che poi ha dovuto smentire il Presidente, che era, Cosenza per lui era un passatempo, un hobby. Quindi già da quello scivolone, ma già da giugno il Cosenza è scivolato quasi in Serie C. Quindi questo significa che purtroppo dall'alto non si è fatto affatto bene, anzi, e i tifosi lo stanno dimostrando, non io sono un tifoso. No, lo dimostra la classifica io generale. vengo in televisione e dico le cose che penso. Lo dimostra la classifica. Lo faccio con molto garbo, senza offendere nessuno, però dico le cose che oggi si dicono a Cosenza. Che si dice, io lo dicevo già ieri, noi lo dicevamo già ieri, perché avevamo percepito ecco la classifica. il mese di giugno che c'era qualcosa che quest'anno, perché il secondo anno in Serie B è difficile, molto più difficile del primo anno. Giusto. Combinazione, siamo stati purtroppo, e speriamo di essere smentiti, avevamo visto bene, perché purtroppo il calcio lo vediamo, lo pratichiamo, l'abbiamo praticato, lo mastichiamo, perché siamo gente che andiamo al campo, leggiamo i giornali, vediamo la televisione, seguiamo tutto quello che c'è da seguire. Questo ti fa crescere. Il Presidente purtroppo sarà un grande manager, ma devo dire, lo dico con molta forza, è un analfabeta di calcio, questa è la verità. Ha dimostrato di non essere all'altezza di guidare una società di calcio, soprattutto il secondo anno da Serie B. Uno che ha un pubblico di 12.000 persone non si può permettere il lusso di mandare in ritiro 10 persone, lasciando un allenatore in braccio a Maria, si dice così, a Maria, imitando il grande Gattuso che l'altra volta ha detto che siamo umano, Mura ospitale. Quindi Gattuso è un esempio plastico di quello che a Cosenza è successo. Allora, se questo è vero, qualcuno si è illuso, caro Franco, noi no, per la vittoria del Livorno. Il Livorno non è il Frosinone. Ma l'abbiamo rimarcato che non... Il Livorno non è il Frosinone. Il Cosenza con il Frosinone ha dimostrato la sua fragilità in campo. Questi sono i giocatori. Non è che possiamo addebitare i giocatori, che i giocatori sono questi, sono giocatori che purtroppo si sono adattati ad una Serie B che deve essere purtroppo il prossimo anno una Serie C. Questa è la verità, perché altrimenti ci prendiamo in giro. Ci vuole un miracolo? Io siccome sono un cattolico praticante, ai miracoli ci credo, però per fare il miracolo Pillon deve cambiare registro. Deve trovare il modo come saper dare a questi giocatori la giusta carica. Bisogna attaccarsi alla maglia. Qui ci sono giocatori che probabilmente si sentono già che non sono più del Cosenza e vanno in campo, come giustamente tu hai rimarcato, a fare cose. Tanto per giocare. Perché poi ritorneranno alla casa madre. Aldo, ritorneranno alla casa madre. Questo lo vediamo, chi si tira dietro con il piedino. Questa mia crudeltà nel dare questo giudizio purtroppo mi fa male a me. Ma basta guardare i voti dei singoli giocatori. Però oggi, se ci vogliamo veramente salvare in queste 13 partite, è difficilissimo, dobbiamo giocare partite e dare l'anima in campo. Poi possiamo anche scendere e dire, applaudiremo i giocatori, avete fatto il possibile. Però vedere in campo alcuni giocatori che fanno i signori neri, a me non mi sta bene. Benissimo, allora io non so se abbiamo ancora qualche altro minuto per andare avanti, perché poi avremo un collegamento con Rai Sport con mister Andrea Agostinelli, che è stata la seconda voce tecnica su Rai Sport e ha commentato appunto l'ennesima disfatta del Cosenza contro il Frosinone per 2-0. Stella, abbiamo qualche altra Allora, i messaggi poi li leggiamo magari più tardi, perché sono davvero... prima della pubblicità. Sì, no, i messaggi sono davvero tanti, evitiamo di leggerli, vogliamo leggere i comunicati. Dobbiamo andare in pubblicità? Ah, ecco qua, c'è un avvocato. Benissimo, andiamo in pubblicità. Stavo tamponando. Benissimo, allora andiamo in pubblicità. Agostinelli e poi i comunicati. Sì, andiamo qualche secondo in pubblicità. Restate con noi, non cambiate canale.
Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, seconda parte di Replay, cara Stella, siamo entrati veramente nel vivo della trasmissione, arrivano tantissimi messaggi. Sia con i nostri ospiti che con i messaggi che state mandando. Allora, io direi praticamente prego la regia, Luca Chito alla messa in onda, poi abbiamo Massimo Fino alla Camera, Francesco Camposani alla messa in onda e Luca Chito in regia, dicevo, di mettersi in contatto con Andrea Agostinelli, ex allenatore di tante squadre in Italia, anche il Napoli tra le altre cose, che è la seconda voce tecnica di Rai Sport ed era al San Vito Marulla venerdì sera per Cosenza Frosinone. Sentiamo dalla sua viva voce quello che ci ha da dire sulla formazione rossoblu. Vai con delle domande, mi pare che avevi delle domande, no? Sì, certo. Allora, voglio comunicare comunque ai telespettatori che stanno scrivendo che dopo leggeremo la lettera di Padre Fedele e la risposta del Presidente Guarascio. E la commenteremo in studio. E la commentiamo in studio e voi potete continuare a scriverci. Allora, forse c'è la telefonata. Abbiamo una telefonata? Ok. Ditemi voi. Vediamo se c'è al telefono mister Agostinelli. Pronto? Pronto, buon pomeriggio. Sì. Oh, grazie mister Andrea per essere con noi qui a Teleeuropa come l'altra volta. Mister, noi stiamo parlando di questo Cosenza, di questa situazione di classifica che si è venuta a creare da un po' di tempo a questa parte, una squadra che ha cambiato allenatore da Braglia a Pillon. Dopo il 3-0 di Livorno sembrava che la squadra avesse imboccato una via diversa di quella precedentemente imboccata, invece non è stato così, perché insomma il primo tempo col Frosinone io l'ho definito da eccellenza, non me lo vogliono i calciatori, io non l'ho sentita, eravamo un po' distanti in tribuna stampa, non so come ha definito quel primo tempo, per me, ripeto, stucchevole. Nella ripresa qualcosa si è vista perché poi Pillon è passato a un 3-5-2 e quindi qualcosina in più l'abbiamo vista. A lei la parola, mister, grazie ancora per la disponibilità. Ma sì, l'analisi è assolutamente giusta, nel senso il primo tempo ci si aspettava qualcosa di più, proprio perché il morale era ritornato ad essere alto di questa squadra e purtroppo non abbiamo visto niente. Credo che non sia solo un fatto tattico che il primo tempo sia stato brutto, io ci metto anche tante volte gli avversari che sono in grande condizione, sì. Però ovviamente quando tu prendi 2 gol su 2 errori dei singoli in maniera così clamorosa, è ovvio che poi dopo la tattica va a farsi benedire, quindi io starei molto sugli errori individuali. Ovviamente Pillon, che fa l'allenatore, ha capito dopo il primo tempo che anche a livello tattico c'erano dei problemi, perché la squadra doveva mettere più in difficoltà come era sistemata il Frosinone, e cosa non è successa, è andata a giocare un po' a specchio. Il secondo tempo, un po' per questo, un po' per la reazione dei giocatori che insomma non dovevano fare qualcosa in più, si è visto un Cosenza diverso, un Cosenza che visto il secondo tempo se la può veramente giocare, quindi però ecco, ripeto, poi dopo quando mancano dei punti bisogna sbagliare meno. Mister, lei le sarà capitato sia diciamo, quando era giocatore, ha giocato con delle buone squadre in Serie A, in Serie B, sia da allenatore, ha allenato tantissimo in Italia, sì. Anche all'estero. Scusi, si è venuto a trovare in questa situazione qualche volta? Ma certo, ci sono dei momenti in cui un allenatore in certe partite fa fatica, non sa dove mettere le mani. Ovviamente è il nostro mestiere che bisogna saper reagire, bisogna essere equilibrati sia nel bene che nel male. Io devo dire solo questo, ho sentito anche Pillon in conferenza stampa, giustamente ha detto: ma voi pensate che io sono arrivato, siamo andati a Livorno, abbiamo giocato con il mio modulo preferito col 4-3-3, abbiamo vinto 3-0, come faccio a cambiare in casa? Ovviamente cercava il suo calcio in questo modo di giocare, ma purtroppo è stato paradossalmente tradito il primo tempo, però vedi subito la reazione e l'idea di poter cambiare. Adesso non lo so cosa farà e come si metterà. Dico, per quello che ho visto io, conoscendo il Cosenza già da prima, è una squadra per me più abituata a giocare a 3 dietro che non a 4, ma questo poi ripeto, io infatti siamo d'accordo pure noi su questo. Allora, sentiamo, mister, c'è Antonio Clausi, collega di Cosenza Channel, ne vuole porle una domanda. Salve mister, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Io volevo focalizzarmi un attimo sui singoli, specialmente nel primo tempo. Io le volevo dire, non crede che l'apporto dato da alcuni elementi, faccio i nomi, non ho problemi, come Canutè, come Sciaudone, come Pierini, ad esempio, non sia all'altezza di quello che non solo Pillon, ma anche Braglia in precedenza e un po' tutto l'ambiente Cosenza si sarebbe aspettato da loro, nel corso della stagione sto parlando.
Sicuramente le prestazioni di questi giocatori, se la squadra si trova in questo terzultimo in classifica, è ovvio che saranno state negative. Pochi giocatori avranno giocato ai loro livelli, ma questo non c'è dubbio. È ovvio che però, dato che ho visto e conosco un po', dato che l'ho fatta un'altra volta, il Cosenza c'ha una rosa, per esempio il secondo tempo sono entrati dei buoni giocatori, insomma, voglio dire, ha una rosa che l'allenatore può scegliere, però poi dopo, ripeto, bisogna che le prestazioni dei giocatori aumentino di tutti, perché se no non vai a vincere con la tattica in tutti i modi si è vinto e si è perso, quindi non è quello, è l'interpretazione dei giocatori in campo. Sentiamo Silvio Zizza, direttore sportivo, ha lavorato pure nel Cosenza Calcio e prima ancora nel Chievo Verona con Sartori. Vai Silvio. Sì, buonasera mister. Io l'ho seguita su DAZN venerdì, quindi intanto le faccio complimenti, ma non perché non me la devo comprare assolutamente, nel senso che lei è un bravo opinionista, nonché un bravo allenatore. Volevo sapere da lei se ne conveniva con me sul fatto che giocando a 3 dietro e quindi con i 2 quinti a centrocampo, i 2 centrocampisti laterali, in questo caso Bruccini e Sciaudone, si potrebbero sentire un po' più difesi con i 2 quinti, no? E quindi dare anche loro più azione offensiva alla propria manovra, mentre col 4-3-3 insomma i 3 di centrocampo sono meno coperti dietro. Ecco, questo volevo chiedere. Guarda, io ti dico la verità, ho notato una situazione in cui per me il Cosenza poteva fare meglio, ed è questa. Considerato che loro avevano 2 esterni solo a tutta fascia, che erano Delia da una parte e dall'altra parte Salvi, io mi sarei aspettato da parte del Cosenza, che giocava un 4-3-3, quindi con le coppie a destra, a sinistra con Lazzar e Pierini, mi pare, o chi era, i 2 esterni, praticamente che sia Salvi che Delia venissero attaccati di più, cioè con i cambi di campo, quando giochi con un solo giocatore di fascia, li puoi beccare e attaccare molto e fargli fare più il difensore. Cos'è successo invece? Che Pierini prendeva la palla dai piedi di Lazzar e gliela ridava, dall'altra parte succedeva di Carretta la stessa cosa, che la dava dietro, non c'era una sovrapposizione, non c'era un'aggressione da quella zona dove c'era solo un giocatore. E questo è vero. E quindi sotto il profilo tattico questo sicuramente per me si è sbagliato. Dopodiché, ripeto, passo sempre attraverso degli errori clamorosi che hanno fatto i singoli, perché i gol sono venuti da quello. Mazzara e Canotelli, li abbiamo sottolineati. Dal punto di vista tattico, quando io vado a giocare contro una squadra che mi gioca solo con i quinti, senza ali, perché il Frosinone giocava con un 3-5-2. Con 2 terzini, in effetti, perché Beghetto e Salvi sono 2 terzini. Esatto, rimaneva sempre solo Casasola e Lazzar. Loro prendevano tanti palloni perché erano liberi, perché il centrocampista del Frosinone, la mezzala del Frosinone aveva più campo prima di andarli a contrastare, non avendo le ali il Frosinone, ma lì proprio per questo bisognava attaccare la zona di più, e questo non è mai successo. Questo dal punto di vista tattico è un errore che io ho visto da parte della squadra, ma ripeto ancora una volta, sui gol non è centrato questo, magari nel creare azioni da gol sicuramente sì. Mister, c'è Aldo Cenno, il nostro opinionista, e poi chiudiamo. Quello che lei ha detto adesso, io ho notato una cosa, quando il Cosenza nei primi 20 minuti ha preso i primi 2 gol, mi pare che Nesta ha fatto un cambio immediato, cioè si è messo dal 3-5-2, come dice lei, si è messo a un 5-3-2, il Cosenza è partito con un 4-3-3, ma poi solo il secondo tempo ha fatto la correzione partendo con un 3-5-2, non si poteva fare prima proprio per attaccare sulle fasce, come dice lei, perché la chiusura della difesa era così ermetica che era difficile penetrare con un 4-3-3 secondo me. Allora, sicuramente si poteva fare prima, ripeto, il 3-5-2 ovviamente in fase difensiva è il 5-3-2, capisco che nel momento in cui il Frosinone mi va in vantaggio di 2 gol nei primi 20 minuti, il 3-5-2 mi diventa più 5-3-2, perché sicuramente a Salvi e Delia Nesta basta un'occhiata gli aver detto andate meno, cercate più di difendere la zona. Non c'è stata la reazione sotto il profilo tattico, ma anche nervoso, ed ecco che il primo tempo è stato assolutamente insufficiente. Subito negli spogliatoi, perché Pilloni in panchina avrà pensato bene a quello che doveva fare, si è messo a specchio, ha cambiato anche degli elementi e la partita è andata su un binario importante, cioè dove
poteva anche essere riaperta, però purtroppo non è facile riaprire un 2-0 con il Frosinone di oggi, ma il primo tempo deve insegnare qualcosa, su questo non c'è dubbio. Grazie, Mister, allora, diciamo che da ieri sera la notizia che il governatore sia della Liguria, governatore sia che del Veneto hanno emanato delle ordinanze, e poi la nostra Stella Battaglia quando chiuderemo il collegamento la leggerà. È stata sospesa la partita in Liguria tra la Virtus Entella e il Crotone di venerdì prossimo e probabilmente aspettiamo sviluppi. Dovrebbe, io uso il condizionale, essere la stessa cosa a Venezia, tra Venezia e Cosenza, che si dovrebbe giocare sabato. La FIGC ha chiesto al governo di giocare a porte chiuse, intanto in Serie A. Lei sa qualche altra cosa per quanto riguarda No, io sto la Serie aspettando B? proprio Entella Crotone, perché sono io che per la RAI devo andarla a fare, quindi sto aspettando una comunicazione ufficiale, perché io sono convinto che bene che vada si possa giocare a porte chiuse, ma se poi c'entra il governatore della Liguria non lo so. Io credo che forse questa partita non si farà, ma sto aspettando anch'io. Benissimo, grazie mister per essere intervenuto, Buona giornata, grazie per la grazie, disponibilità. Grazie, arrivederci. Arrivederci e buon lavoro. Allora Stella, mi leggi per cortesia le ordinanze, perché ce lo stanno chiedendo in tanti. Abbiamo le ordinanze dei due governatori della Liguria Toti e del Veneto Zaia. Ok, del Veneto chiaramente dice saltate le manifestazioni in onore del Carnevale a Venezia e in tutto il Veneto si fermano scuole ed eventi. Abbiamo firmato con il Ministro Speranza l'ordinanza con la quale vengono bloccate. Carnevale di Venezia compreso, tutte le manifestazioni pubbliche e private, la chiusura delle scuole e dei musei fino al 1° di marzo, lo ha annunciato il Presidente del Veneto Luca Zaia durante l'unità di crisi a Marghera. Il Governatore, che ha sottolineato che sono state assunte misure drastiche, ha precisato che nei prossimi giorni in Veneto saranno evitate tutte quelle che sono le aggregazioni. Tutto questo legato naturalmente a questo Quindi non sappiamo ancora per la partita Venezia-Cosenza. Allora Antonio, io ti chiedo, siccome già da ieri, già tutti i siti eccetera, anche la FIGC hanno sospeso questa partita data da destinarsi tra la Virtus Entella e il Crotone, abbiamo le due ordinanze che sono simili. Hanno chiuso tutte le attività pubbliche e private eccetera eccetera fino al 1° di marzo. Il giorno dopo, il 29 di febbraio, si dovrebbe, uso sempre il condizionale, giocare Venezia-Cosenza. Possibile che... Mentre altre invece potrebbero giocarsi quindi a porte chiuse. Esattamente. Non ci sarebbe una a porte chiuse e l'altra invece no, non è la Esatto. stessa ordinanza che è stata fatta non c'è col una Ministro difformità Speranza? di decisione? Assolutamente sì, suona strano che la stessa decisione cambi poi l'effetto sulla partita da giorno 28 al giorno 29. Esatto. Quindi io ritengo che, anzi oggi ne avranno sicuramente discusso in Consiglio federale. E c'è stato Consiglio federale? Ancora non sappiamo, non ci sono comunicati, almeno a quest'ora, che riguardano le eventuali decisioni che verranno prese. Però da quello che si percepisce un po' sia la Lega di Serie A per quanto concerne chiaramente... Si vedeva a porte chiuse. Esattamente, il massimo campionato, anche perché c'è Juve e Inter e quindi è una partita che decide il campionato. Sostanzialmente e lì forse c'è un impegno e concentrazione maggiore, però dal canto suo anche la Serie B vuole uniformità, perché Giascoli Cremonese è stata rinviata. Non dico senza senso, è stata rinviata, è stata chiaramente una precauzione magari in conformità. È stata voluta dal GOS, però è stata voluta dal GOS. Una precauzione enorme in conformità con quello che sta succedendo, è chiaro, però fare a macchia di leopardo, lì si gioca, lì non si gioca. Lì a porte chiuse, lì la rinviamo. Lì a porte aperte, eccetera, eccetera, non ha senso. Io credo che debba essere presa, e mi auguro vivamente che avverrà ciò. Cioè stasera e domani, insomma. Esatto, un'unica decisione. Si gioca a porte chiuse, non si gioca, si rimanda 1 o 2 giornate. Anche perché ricordiamo che dopo Venezia-Cosenza mi sembra ci sia un turno infrasettimanale. Martedì col Cittadella, e anche lì col Cittadella non so se riescono a farli partire. Cioè il Cosenza giocherà. Cittadella, lo ricordiamo agli amici, è attaccato a Padova. Cittadella, il Cosenza deve giocare con il Venezia, Cittadella e poi con il Chievo. A Verona. Quindi attenzione, il Cosenza rischia di non giocare o di giocare a porte chiuse 3 partite o di avere rinviate 3 partite in base a quello che si deciderà. Quindi vedremo il governo cosa deciderà, che risposta darà praticamente alla FIGC. Dobbiamo stare assolutamente sul pezzo in attesa di notizie. Vai Aldo e poi Silvio Zizza. Vai Aldo. Io onestamente, da quello che anche sto leggendo adesso, sto verificando perché sono in collegamento diretto anche con amici,
vi dico che secondo me saranno sospesi tutti i campionati per il momento, perché la situazione anche in Liguria e a Torino ho visto c'erano 250 casi nel giro di 48 ore, quindi mi pare che la cosa è un pochino preoccupante, ma è chiaro che ci vuole molta attenzione, ci vuole molta calma, però anch'io sono un po' agitato perché onestamente ognuno di noi, io credo che alla fine si potrebbe arrivare alla soluzione e sarebbe la cosa più saggia di sospendere i campionati. Benissimo. Perché se la cosa è così, Aldo, vanno sospesi i campionati, perché questa è la tua idea. L'ammucchiata, secondo me, da quello che dicono i medici, gli esperti, i saggi che abbiamo, e in Italia c'è tanta saggezza e tanta professionalità, dicono questo. Grazie Aldo, dobbiamo andare avanti che abbiamo poco spazio. Vai subito. Allora, Stella, ci hanno chiesto i nostri amici da casa. Sì, gli amici da casa ci stanno scrivendo. Allora scusami, faccio io un... Padre Fedele ha fatto una lettera che è stata pubblicata praticamente da Gazzetta del Sud, da lì è stata ripresa un po' da alcuni siti. La risposta di Guarascio io questa mattina personalmente l'ho letta su un sito qui cosenza.it. Allora vai un attimino con questa la lettera di Padre Fedele, vai. Chiaramente la lettera di Padre Fedele che ce la state chiedendo in diretta via messaggi. Ed allora che fare? Credo proprio sia giunto il momento di passare la mano, abbiamo bisogno di presidenti tifosi passionali e disponibili a sfondare. Padre Fedele Bisceglie scrive una lettera indirizzata al presidente del Cosenza Calcio chiedendo maggiore impegno per la squadra o altrimenti la decisione di passare il testimone. A luglio scorso, si legge nella lettera, abbiamo iniziato la preparazione con pochi giocatori ed impreparati. Abbiamo iniziato il campionato con una litania di risultati negativi. Non voglio fare i conti guardando nel tuo portafoglio, però tutti avvertono la tua parsimonia e ti chiamano Tirchio. Senza soldi non si costruiscono squadre vincenti. Ed allora che fare? Continua Padre Fedele nella lettera. Credo proprio sia giunto il momento di passare la mano. Abbiamo bisogno di presidenti tifosi, passionali e disponibili a sfondare per spalancare il cuore. Se tu sei disposto e prometti con i fatti di cambiare metodo, alzando la bandiera della generosità, vai avanti e noi ultra e tifosi tutti ti seguiremo, altrimenti passa il testimone e ti saremo grati e riconoscenti sempre. E poi c'è la firma Padre Fedele Bisceglia, ultra del Cosenza. La risposta del Presidente Guarascio? Aspetta, sì, la risposta del Presidente Guarascio è arrivata ieri sera sul tardi questa mattina. Eccola qua. Okay. Scusa, questa nota di Padre Fedele sul giornale? Oppure... Sì, l'hai pubblicata tu su Facebook, mi pare pure, no? Sì, esatto. Questa assolutamente no, non diciamolo perché altrimenti... Dopo la risposta di Guarascio faccio una domanda. È stata pubblicata da Gazzetta del Sud. Io l'ho pubblicata perché sulla Gazzetta, io l'ho letta sulla Gazzetta e l'ho pubblicata. E lo scopo ce l'hanno chiesto intanto, adesso la risposta. Scusa, non farmi perdere tempo, abbiamo poco tempo, vai. Ora leggo la risposta di Guarascio e poi facciamo una domanda al nostro opinionista Aldo Cennamo. Risposta del Presidente Guarascio, Padre Fedele Bisceglia. Crede, come altri, di aver trovato la soluzione alla crisi di risultati del Cosenza Calcio e chiede che io passi la mano. In questi 8 anni abbiamo attraversato diversi momenti di difficoltà e li abbiamo superati, sempre allo stesso modo con il lavoro, la lucidità e l'unione. Dispiace constatare che da una personalità positiva e da sempre vicino al Cosenza come Padre Fedele, proprio in questa fase venga un invito del genere. Oggi da lui ci aspetteremo un atteggiamento più propositivo, finalizzato a supportare il Cosenza e non a cavalcare l'onda della critica distruttiva. Padre Fedele, con il quale mi sono confrontato più volte, cade anch'egli nel pregiudizio che addita la gestione di questa società come parsimoniosa e non passionale. Continua il Presidente Guarascio, oggi conclude, scusate non continua ma conclude il Presidente del Cosenza, serve che noi tutti, compreso Padre Fedele, ci si concentri sul primo obiettivo sportivo che è quello di aiutare il Cosenza a rialzarsi e a superare le difficoltà in cui si trova. Grazie Stella, allora in 2 secondi Padre Fedele ha fatto quella lettera alla quale ha risposto Guarascio in cui dice praticamente vabbè, basta le polemiche, alziamo invece la voce del tifo che non è mai mancata per la verità, eccetera eccetera. Allora partiamo da... però dovete essere concisi. Ho una domanda per Aldo però un attimo. Dopo, ti prego, dopo. Allora, innanzitutto permettetemi di dire che il Presidente Guarascio ultimamente sta dicendo una serie di banalità inaudite. Sì. Ultima questa lettera, perché l'esercizio di critica da chiunque provenga non va tacciato con questa arroganza con cui ha risposto di disfattismo innanzitutto, perché se il Presidente Guarascio crede che una critica costruttiva sia dire va tutto bene Madama la Marchesa, allora non è così.
perché al presidente Guarascio vanno tessute le lodi. Assolutamente, di quando le cose le fa bene, e però in questa fase che si viene denunciata da quest'estate, evidentemente c'è qualcosa che non va. Da qui il malcontento, non solo di Padre Fedele, caro Franco. Sì, lo so. E credo che sia generalizzato. Sì, generalizzato. Questo è il primo punto. Il secondo punto, non è colpa di Padre Fedele, non è colpa dei giornalisti, non è colpa dei tifosi. Se il Presidente rilascia alcune dichiarazioni a Rai Sport, che anche io ho letto sulla Gazzetta del Sud a firma del mio amico Danilo Perri, e sono rimasto a bocca aperta. Dal terzultimo posto parlare di Serie A. Lasciamo un attimo stare. Non è colpa dei giornalisti, non è colpa dei tifosi, non è colpa di nessun altro. Se a precise domande in sala stampa il Presidente Guarascio risponde con i seggiolini. Attenzione, non è colpa di nessun altro se il Cosenza è in questa situazione, se non ci sono 3 domande da fare, caro Franco, a mio avviso. Prego. Guarascio ha investito in maniera sufficiente per la salvezza? Vedremo. I soldi che Guarascio ha messo a disposizione per questo campionato sono stati amministrati in maniera egregia e sufficiente nell'allestire una squadra? Poi sentiremo anche Trinchera, certo, perché Trinchera lo abbiamo invitato, deve venire qua perché la gente ce l'ha pure con Trinchera, parliamoci chiaro. Bisogna vedere quanti soldi gli ha dati, il budget di qual è stato, eccetera, eccetera. Fammi finire. Quindi, prego. Quanti soldi Guarascio ha messo a disposizione, se siano sufficienti oppure no? Io gliel'ho chiesto in sala stampa, se siano proporzionali al tifo del Cosenza. Come non c'ero io, ricordo. Mi ha risposto con i seggiolini, ormai è diventata un must. 2, se quanto Guarascio, tanto o poco, ha messo a disposizione, sia stato amministrato con l'organizzazione della rosa in maniera sufficiente. 3, se la rosa allestita sia stata messa nelle condizioni, in questo caso dall'allenatore o dagli allenatori, di rendere al massimo. Da queste 3 domande, quindi non solo Guarascio, ma da queste 3 domande, scaturisce la classifica del Cosenza. Benissimo, allora. Silvio Zizzi. No, volevo dire, sono il meno indicato a parlare in questo caso. E poi altro, vabbè, poi c'è una domanda pure da parte di Stella. Però volevo dire, volevo farvi mettere sul piatto, così come oggetto di discussione, e farvi anche una domanda, cioè mettere un po' di acqua sul fuoco, no? Perché il fuoco arde. Vabbè, purtroppo però, la situazione è quella che è. Fermo restando Visto nei messaggi che stanno arrivando, caro Silvio. Ti faccio anche te una domanda. Premesso il fatto che in questo momento è giusto quello che diceva Antonio sul fatto che i giornalisti che seguono il Cosenza una vita, gli opinionisti, i tifosi come Padre Fedele una vita, abbiano il diritto sacrosanto di poter esternare il proprio. Dire la loro, no? Però in questo momento, secondo voi, cioè, intanto capire, c'è qualcuno dietro la porta della sede del Cosenza che è pronto ad acquistare il Cosenza? Tu ci sei stato fino all'anno scorso, non ce ne sono. Non lo so se adesso è arrivato qualcuno. Aspetta, fammi vedere. Okay. Prima cosa. Seconda cosa, il Cosenza è a 3 punti dalla Cremonese, anche se deve recuperare una partita. Vedo una classifica molto corta, cioè nel senso che la squadra quintultimo, sestultima è anche a 2-3 punti dei playoff. Ciò vuol dire che c'è un equilibrio. Sì, molto equilibrato. 30 punti il Pisa. Allora, siccome poi il Cosenza non ha un organico proprio da buttare a mare, assolutamente. Allora io dico, lasciamo, lo dico da calabrese, insomma, lasciamo a giugno, a maggio, tanto comunque se deve andare male andrà male. Però adesso se anticipiamo le sventure, cioè adesso bisogna fare quadrato secondo me, no? Sì, che senso ha adesso? Quello che chiede Guarascio. Sì, ma io non è che voglio spezzare, io non sto né dalla parte di Guarascio né dalla parte io, sto dalla parte della moderazione, che in questo momento è il minimo affinché i giocatori e la squadra possano sentirsi attorno quadrato, cioè attorno alla gente, la tifoseria. Lo so che perdi in casa e ti brucia. Ma sono 6 partite che perdi così. Però che devi fare? Scusa, Antonio, non so se Stella doveva leggere qualcosa. Sì, Antonio, allora vediamo un attimino, faccio la domanda a Silvio o Antonio? Antonio, allora fammi rispondere prima ad Antonio. Fammi rispondere ok, poi con la Antonio, domanda a cosa volevi aggiungere? Giusto rispondere a lui? Sì, giusto. Poi la posso dire una cosa pure io? Come no? Volevo giusto puntualizzare una cosa. Il fatto che c'è anche Crotone, c'è la Regina, perché a Reggio siamo seguitissimi e la Regina merita in questo momento la palma del migliore in campo. È vero. Il fatto che io non conosco poi le cose. No, assolutamente, ma non è una risposta a te, ma è una risposta Antonio, molto conciso e poi alto conciso. Il fatto che si dica se va via Guarascio non c'è nessuno, credo che sia una falsità enorme, perché avere un Cosenza in Serie B rispetto che in Serie D cambia tutto quanto. Uno. Quindi noi non sappiamo se Guarascio, innanzitutto lo dice chiaramente, non ha intenzione minimamente di vendere, quindi il problema non si pone nemmeno lontanamente. Ma anche qualora
balenasse l'idea in mente il presidente di Guarascio di vendere, se io non decido di mettere in vendita la mia automobile, nessuno me la viene a chiedere, caro Franco. Quindi non si parla di aria fritta, anche minacciare il fatto se va via Guarascio si torna in Serie D è terrorismo psicologico, perché è qualcosa che magari può anche succedere, ma di cui nessuno ha contezza. Aldo Cennomo, subito per favore, dai Aldo, vai. Ma io che dico? Io sono pienamente in sintonia con Padre Fedele, perché altrimenti farei violenza alle cose che sto dicendo da qualche mese a questa parte. Padre Fedele, che è un tifoso ultra seguitissimo, uno che va in trasferta, uno che si batte, uno che ha dato tanto per il Cosenza, ha ritenuto di fare una lettera facendo capire al presidente Guarascio gli errori che ha fatto e che degli errori che ha fatto ha rinunciato ad avere un pubblico di 14-15 mila spettatori allo stadio, ha rinunciato anche ad una parte economica importante, perché se tu perdi la Serie B, tu perdi parecchi soldini, perdi un contributo di 6 milioni di euro all'anno. Perdi un contributo che ti viene fuori dagli abbonamenti, perché in Serie B sono più, perdi un contributo che ti viene fuori dagli sponsor. 9 milioni di euro all'anno, che moltiplicato per 2 anni, così come è stato, sono 18 milioni di euro, che moltiplicato per il terzo anno, se rimane in Serie B, sono 27 milioni di euro, perché i conti dobbiamo saperli fare, altro che i bilanci. Qui parliamo di bilanci, se io dovessi parlare di bilanci, se io sono un imprenditore e parlo di bilanci, io mi chiedo, ma io sto rinunciando a 27 milioni di euro, signori miei, ma di che cosa parliamo? Se rinuncia vuol dire che ho sbagliato tanto, perché se non avessi sbagliato tanto avrei dato al Cosenza la possibilità quest'anno di non andare in Serie A, ma di fare un campionato di metà classifica, abbozzando alcune cose, e mi sarei salvato. Oggi... Aldo, abbiamo capito ormai, abbiamo capito il tuo discorso. Grazie Aldo. Scusi, chiudo e dico, non è che non ci salviamo, io sono convinto che ci possiamo, però per salvarci Aldo, bisogna veramente vai fare con la domanda, Allora vado con la domanda, così poi passiamo a parlare della Serie C. Allora, dobbiamo Silvio... parlare del Crotone. Ah, della ecco, vittoria del sì, Crotone. ci manca il Crotone. Allora Silvio, tu hai lavorato nel Chievo Verona e nel Cosenza Calcio, come diceva prima Franco. Si tratta di... No, anche nella Vigor Lamezia. Anche nella Vigor Lamezia. Allora, si tratta di due squadre, la prima con trascorso in Serie A ed il Cosenza da solo 2 anni in Serie B. Ci puoi fare la differenza tra le due società, per favore? Ma è quello che dicevo prima nel primo intervento, cioè nel senso che il Cosenza non ha nulla da invidiare al Chievo Verona. Il Chievo Verona è un quartiere di Verona che ha avuto nel presidente Campedelli, ma soprattutto nel direttore sportivo attuale dell'Atalanta, Sartori. E l'Atalanta, la vediamo che bel vedere. Silvio, perdonaci, sì. Ti abbiamo fatto la domanda, ma in effetti dobbiamo andare un attimino in pubblicità. Okay. Se state uscendo da casa vi ricordo di collegarvi su www.tenonline.tv. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, terza ed ultima parte di replay, c'era Silvio Zizza che stava rispondendo alla domanda di Stella. Sì, tra Chievo Verona e Cosenza, così conclude e poi andiamo a vedere il Crotone. Adesso durante la pubblicità... Poi c'è una domanda per Aldo. Non raccontiamo le cose che dice Aldo. Silvio, ci sono alcune stanno nel serpentone, alcune domande dicono perché Aldo Cennomo è così negativo, poi ci darai il perché. Poi glielo chiediamo. No, volevo semplicemente... adesso, no? Negativo perché la posizione è quella che è... Io sono negativo sul Cosenza, io sono negativo sulla gestione del Cosenza. Benissimo. Allora grazie Aldo, va benissimo. Che io credo che il Cosenza si salvi, ci credo, però ci credo se questa gestione cambia testa. Ok, Silvio Zizza, differenza tra Chievo e Verona, mi dicevi dove era lavorato e Cosenza. Stavo dicendo che lì al Chievo c'era un gruppo, una triade, diciamo così, composta da Campedelli, da Sartori, che è l'Atalanta, e da Costanzi, che è responsabile del strategia dell'Atalanta, che insomma avevano fatto... Intanto non c'era, lo so che certe volte non si capisce mai se è un bene avere, io penso che sia un bene avere tipo come il tifo dell'Hellas Verona o come del Cosenza alle spalle. Il Chievo non lo aveva, no, questo tipo. Sì, sì. Quindi in certi casi forse è meglio non averlo certe volte, perché giochi tranquillo, giochi, quindi arriva non tutto. c'è la pressione. La pressione, però non sempre, perché poi il calciatore vuole sentirsi calciatore, no? E non giocare così tanto. Però comunque il Chievo ha fatto bene, ma la differenza non c'è. Perché anche un po' di fortuna, un po' di bravura certamente, ma il Cosenza ha tutto per poter essere un Chievo Verona, anche perché, voglio dire, il Chievo adesso è in Serie B, quindi... Finalmente è arrivato in zona playoff. Il Cosenza, come diceva prima Aldo, forse
bisognerebbe fare a un certo punto di una stagione fare il salto di qualità, cioè riuscire a capire, però non voglio fare i conti in tasca a nessuno, però magari penso che restando Dermaku, Tutino, ripeto, premesso che non voglio fare i conti in tasca a nessuno, ma è normale che ad un organico già forte l'anno scorso lasci Dermaku, Tutino, aggiungi qualcun altro, subito se lotti per andare in A. Ok, grazie. Sentiamo Antonio, poi devo andare a fare vedere il Crotone, Antonio. Dai. Non è detto, perché il Crotone, ricordiamoci che il Crotone l'anno scorso si è salvato all'ultimo. Poi vediamo il Crotone. Antonio, subito, fare 30 una secondi. domanda a Silvio, perché vorrei chiedere se mi aiuti a capire. Riguardo al settore giovanile. Nell'ultima sessione di mercato abbiamo visto che il Cosenza ha ingaggiato in prestito secco fino al 30 giugno alcuni elementi provenienti da altre società che disputano la Primavera 1, se non sbaglio. Perché? Io non riesco a capire a che pro. Ma intanto guarda, i calciatori che giocano in Primavera 1 non sono anzi sono ottimi giocatori, perché prendi anche, non lo so, Borrelli del Pescara che giocava in Primavera 2, anche se poi il Pescara è andato in Primavera 1. Quindi sicuramente perché ci sono dei giocatori importanti in Primavera 1. Ma anche perché poi immagino che se li fai giocare le squadre titolari del cartellino te li valorizzano, e quindi questa è anche quindi è un discorso economico quello che è stato fatto con la prima. Io penso 50-50, cioè penso dal mio umile pensiero, cioè nel senso di poter come dire, fare di necessità virtù, insomma, cercare di trovare i giocatori buoni, bravini, e nello stesso tempo essere, come dire, fare degli accordi di collaborazione anche con le società di Serie A che ti possono dare una mano, perché parliamoci chiaro, se una società in generale, adesso non parlo del Cosenza, ha soltanto un dirigente o comunque un bilancio non proprio eccezionale in fatto di entrate, in qualche modo si deve aiutare, insomma. Benissimo, grazie perché il tempo stringe, dobbiamo andare a fare vedere allora il Crotone. Ieri sera c'è stato questo, diciamo, posticipo della domenica alle 21 e il Crotone ha asfaltato il Pescara per 4-1, vinceva 4-0 e quindi, come ha titolato qualche giornale, il Stroppa ha ritrovato la sua squadra. Allora andiamo a vedere questo servizio che ha confezionato per noi Anna Franchino, poi sentiremo 2 battute di Stroppa, poi parleremo un attimo delle Crotone, andremo poi a parlare naturalmente della Serie C, di questa grande regina che con la vittoria di ieri si è portata a Piotto sul Bari. Andiamo a vedere Crotone, subito Pescara, grazie. Ha chiesto una vittoria a Mister Stroppa alla vigilia, i suoi hanno risposto con un successo importante, un poker rifilato al Pescara che rilancia la classifica dei pitagorici, di nuovo quarti a soli 3 lunghezze dal secondo posto. Gli squali partono subito forte, sfiorando in avvio il vantaggio che si concretizza dopo soli 9 minuti con Simi. I padri di casa sono scatenati e il Pescara fatica a reagire. Al 21esimo colpiscono anche un palo con Messias, il brasiliano però si rifà al 33esimo quando supera l'estremo difensore abruzzese. Passano soltanto 2 minuti e arriva la terza marcatura con Armenteros che raccoglie una respinta di Fiorillo e di sinistro firma il suo secondo gol in maglia rossoblù. Si va a riposo con il risultato in cassaforte, poi nella ripresa la squadra di Legro Taglie, squalificato, prova a reagire, ma i rossoblù sono incontenibili e firmano il poker con l'ex di turno Benali. Gli abruzzesi al 75esimo mettono a segno il gol della bandiera con Galano e prima del triplice fischio colpiscono 2 pali, ma ormai il dado è tratto e il Crotone festeggia la seconda vittoria casalinga consecutiva. Di là di quello che è stata la prestazione, c'è da tener conto che di fronte avevamo comunque una squadra importante e aver fatto per un'ora tutto quello che c'era da fare è veramente una soddisfazione, un orgoglio per me che alleno questi ragazzi e questi ragazzi che fanno un lavoro straordinario. Ok, allora abbiamo visto il Crotone e abbiamo sentito anche le parole di Stroppa. Antonio, allora giusto 30 secondi per il Crotone, a te Silvio. Ma veramente 30 secondi? No, vabbè, il Crotone è in linea con il campionato che sta facendo, un campionato da playoff. Però veniva da 3 sconfitte? Sì, però dobbiamo dire anche che ha incontrato un Pescara le cui avvisaglie... L'ho visto male, l'ho visto molto male. Un Pescara le cui avvisaglie di crollo c'erano già state ampiamente con il Cosenza. Anche con il Cosenza, bravo. Quindi è giusto evidenziarlo questo. Cioè, ecco la classifica, io vedo... Ma sai, ti posso dire una cosa, che guardando la classifica devo dire che il Pescara in questo momento è in caduta libera, così come il Pisa, che ha inanellato un po' di sconfitte. Il Pisa 30 punti, è stato superato dal Venezia che ha vinto a Pisa per 2-1,
quindi insomma vedo, come diceva giustamente Silvio Zizza, una situazione di classifica abbastanza equilibrata e corta. Anche l'Empoli, no? L'Empoli Però, prima era... vabbè, ma l'Empoli stasera poi c'è Perugia-Empoli, l'Empoli di un'altra caratura, di un'altra categoria. Ha vinto 3 partite con Marino al timone, 9 punti e si è portato bastano 2 partite vinte o perse per trovarti dai playoff ai playout. Cioè il Pisa, che ha 30 punti, fino a 36, che mi sembra sia, non so se il Pordenone è l'ultima squadra fuori dai playoff, comunque 6-7 sono punti. 8, sì, sono 8. Sono Salernitana, Cittadella, Chievo e Pordenone che faranno i primi playoff, diciamo. Le Quindi due vincenti poi giocheranno contro Spezia e Crotone in questo momento. Vedete, Pisa-Pordenone sono 6 punti. Sì, sì. Sono 2 partite, vinte o perse. Ma scusate, lo stesso Spezia, vi voglio far notare, che è sicuramente un buon organico, ci mancherebbe, però lo Spezia il primo tempo con la Cremonese in casa, gli aveva dato una bambola la Cremonese allo Spezia. Poi nel secondo tempo l'ha ribaltata. Quindi non ti ripeto, ecco perché io sono fiducioso per il Cosenza, perché non è che, a parte il Benevento, il Frosinone, magari il Chievo stesso, cioè non ci sono questo divario fra le prime e le ultime, diciamo così, no? Però poi, sai... Scusami che dobbiamo andare subito a vedere la Serie C. Andiamo a vedere subito i risultati, cara Stella, della Serie C con la classifica e vediamo gli highlights, perché dobbiamo parlare pure di questa regina. Esattamente. Vai subito. Ok, abbiamo Casertana Vibonese 1-2, Catania Ternana 0-0, Cavese Bari 1-1, Monopoli Sicula Leonze 0-1, Picerno Bisceglie 1-0, Regina Paganese 3-0, Rende Avellino 0-1, Rieti Teramo 0-2, Viterbese Potenza 1-3, Francavilla Catanzaro 4-0. Risultato pesante quello del Catanzaro. Esatto, allora andiamo a vedere la classifica di Serie C, troviamo al comando la Regina con 60 punti, a seguire 54 Bari, Monopoli 51, Ternana 48, Potenza 46, Catanzaro 42, Catania Teramo 37 punti, Viterbese 35, Francavilla Paganese 34, Cavese 33, Vibonese 32, Casertana Avellino 31, Picerno 26, Sicula Leonzio e Bisceglie 19 punti, Rende 17, non chiude è questa la classifica. Giustamente, sì, la classifica generale ve la dico io, come, perché questa è una grafica sbagliata, assolutamente, vi leggo io subito la classifica, la Regina è 8 punti, adesso vi dico perché evidentemente c'è stato qualcosa nel computer che non ha funzionato, vi dico la classifica generale, Regina 63 e Bari 55. Chiedo scusa a tutti i telespettatori di Reggio Calabria. Esatto, poi abbiamo, io vi leggo le prime perché abbiamo poi il Bari 55, poi Monopoli 51, Ternana Potenza 49, Catanzaro 42, Teramo 40, Catanzaro 38, Virtus Francavilla 37 e Vibonese 35. Fin qua anche la Vibonese nei play-off. Per quanto riguarda le zone basse, invece quelle a rischio sono il Picerno con 29, Sicula Leonzio 22, Bisceglie 19, Rende penultimo posto con 17 punti e chiude il Rieti con 12 punti. E ricordiamo che poi mercoledì ci sarà praticamente l'infrasettimanale. Allora, Antonio. Sì, io riassumo la Regina. No, parliamo della Regina, sì, perché è la Regina in tutti i sensi, tra virgolette, del campionato. Io riassumo la Regina con un nome, German Dennis. È uno di quei calciatori, magari sì, là con l'età che non si sapeva all'inizio il rendimento, ma tremendamente incisivo e tremendamente di carattere. È uno di quei giocatori che infiamma il pubblico, in questo caso di Reggio Calabria. Posso aggiungere una cosa? Sì. Ieri la Regina, nella prima frazione della gara, lasciamo stare difesa e centrocampo, ha giocato con Bellomo dietro Rivas e Reginaldo. A un certo punto stava 0-0 con la Paganese, Toscano cambia e fa entrare al posto di Bellomo Sunas, al posto di Rivas Dennis, al posto di Reginaldo Sarao, per poi entrare anche Liotti, Blondet, eccetera. Cioè, l'ho detto tutto. È una rosa vastissima della Regina. Cioè, pensi che il campionato sia finito? 8 punti alla Regina di poter gestire tranquillamente? Si deve suicidare la Regina per perdere questo campionato. Anche perché ieri, come abbiamo visto praticamente dai risultati, il Bari ha pareggiato a Cava dei Tirreni. Cavese di Sasà Campilongo, devo dire che è una squadra che praticamente è ostica, perché ha dato 3 gol alla Regina, ha pareggiato col Bari. Invece Franco, e poi mi taccio, io non capisco il Catanzaro, perché il Catanzaro c'ha un organico di tutto rispetto. Sì, sì. Perdere però 4-0 a Francavilla è pesante. Doppietta Perez. Perez, 2 gol di Perez. Riesco a dire questa involuzione. Insomma, guarda, sentiamo Aldo. Lo seguo il Francavilla. Ma c'è Catanzaro Regina, no? Seguo il Francavilla perché mi piace molto. Mercoledì. Sono amico di Brunello, bravo. e quindi Brunello per me è un allenatore. Bravo, Brunello a gennaio disse
a me e ad altri amici che se lui avesse recuperato tutto l'organico avrebbe fatto i playoff, ci sta riuscendo. Ieri ha dato una dimostrazione di 4-0 al Catanzaro, anzi avanti ieri, ma la Regina secondo me, parlando della Regina che è la squadra diciamo che è più oggi, ieri ha fatto un passo in avanti notevole, avendo pareggiato il Bari a Cava dei Tirreni e la Regina va a 8 punti, oggi si può dire che probabilmente al 90% la Regina... Come vedi il derby, Catanzaro-Regina? Catanzaro-Regina, guarda, io penso che se il Toscano va a Catanzaro a giocarsela come sa lui, secondo me non c'è partita. Ok, allora vediamo un attimino, andiamo a vedere allora il prossimo turno della Serie B, ricordando che per la Serie C ci sarà praticamente un turno infrasettimanale, c'è questo derby tra Catanzaro e Regina che si giocherà alle 20:45. Se si gioca. No, vabbè. No, si dovrebbe giocare, vabbè. Si dovrebbe giocare. Vado a leggere quindi il prossimo turno Serie C? Eccoli qua. Avellino Paganese, Bisceglie Viterbese, Catanzaro Regina, Cavese Rende, Monopoli Rieti, Picerno Catania, Sicola Leonze Casertana, Teramo Potenza, Ternana Bari, Vibonese Francavilla. Ok, allora non so se Antonio voleva aggiungere qualcosa nel frattempo che ci preparano il prossimo turno della B. Peccato Catanzaro Regina di mercoledì in serale, c'è la Juve, vedrò la Juve. Ognuno è padrone di vedere quello che vuole, ci mancherebbe altro. Era una bella partita da seguire comunque. Antonio, ma che fai certi paragoni? Vediamo scusa. Io sono juventino. Comunque fatemi salutare un in bocca al lupo a Mimmo Toscano per come però sta. me la vedo registrare, me la faccio registrare. Benissimo. Bravissimo. Dicevo che volevo salutare Mimmo Toscano, il nostro amico, perché per come praticamente si sta comportando. Io sto seguendo sempre la Regina. Sulla panchina della Regina, lei praticamente c'è tanti fan a Reggio, noi siamo tra Regina e Regina. Papà è di Reggio, insomma. Forse ho sbagliato prima, ho detto che la Regina ha un organico di primo ordine, però come no? Dimenticavo Toscano che... l'ho detto io. Il valore aggiunto. Mimmo Toscano e tutto il suo staff, lo staff tecnico che salutiamo. E allora andiamo a vedere il prossimo turno della Serie B con quel discorso che abbiamo fatto inizialmente, perché aspettiamo il governo quello che decide sull'ordinanza di Toti della Liguria e di Zaia del Veneto in merito alle partite di Virtus Entella Crotone, ieri che rinviata alla FIGC e poi dal Gosto naturalmente. Sì, già ieri è uscita la notizia e poi tra Venezia e Cosenza dobbiamo stare sul pezzo, come diceva Antonio, che non sappiamo se si giocherà a porte chiuse o se sarà rinviata. Vai col prossimo turno. Abbiamo il prossimo turno di Serie B, giocheranno Benevento Spezia, Chievo Livorno, Cittadella Cremonese, Empoli Pordenone. Anche qui Cittadella Cremonese è a rischio. Siamo con il punto interrogativo. Empoli Pordenone, Frosinone Salernitana, Juve Stabia Trapani, Pescara Ascoli, Pisa Perugia, Venezia Cosenza, Virtus Entella Crotone. Che ripeto, è stata già da ieri sera è stata messa fuori, nel senso che è rinviata data da destinarsi poi. Secondo l'ordinanza della Liguria. Esattamente, l'ordinanza, lo ripeto, della Liguria dice che fino al 1° di marzo, scusami, dice che fino al 1° di marzo l'ordinanza della Liguria non si devono svolgere manifestazioni pubbliche o private. Franco, ma secondo me dobbiamo dirlo chiaramente, se non vogliamo falsare questo campionato bisogna bloccarlo. O si blocca o si va a giocare. Antonio Clauso, hai qualche notizia dell'ultima ora? Io personalmente. Ancora no. Ma tu pensi che si giocherà a porte chiuse a Venezia? Perché lì c'è un focolai, ci sono stati 3 morti per il coronavirus. Sì, penso che comunque il pericolo è anche per i calciatori. Che vanno... Ci sono i calciatori, certo, non è che i calciatori del Venezia non sono proprio usciti. Certo, ma non è che i giocatori sono esenti da questo virus. No, ma infatti sono usciti anche loro in questi giorni. No, secondo me andrebbe mettere in quarantena il sospesa. campionato. Mi stavi dicendo, tu stavi dicendo prima una cosa, dicevo Silvio. che come mai Entella Crotone è già ufficiale quando in Veneto invece ci sono più casi che rispetto alla Liguria? Infatti, è questo che non riuscivamo a capire stamattina. Ma a Venezia sono dei casi importanti. Ma perché oggi pomeriggio c'è stato un consiglio federale che è iniziato nella tarda mattinata e sembra che abbiano chiesto al governo di giocare a porte chiuse, riferito principalmente alla Serie A. Per quanto riguarda la Serie B penso che dovrebbe accodarsi. Però ci sono le 2 ordinanze, ripeto, dei governatori della Liguria e del Veneto che hanno stabilito fino al 1° marzo il divieto assoluto, tant'è che è stato sospeso anche il carnevale a Venezia. E quindi voglio dire, non lo so, possiamo parlare dell'astratto, del nulla, ditemi voi. Parliamo di Entella Crotone, non so se si gioca, parliamo di Venezia. In assenza di notizie tutte le ipotesi sono al vaglio. Le ipotesi quali sono, Franco? Quella delle porte chiuse o quella del rinvio. Io credo che la partita con pubblico sugli spalti non venga disputata.
Credo, poi magari... Sicuramente, sicuramente. Ma è un'idea mia, quindi... ma tu hai fatto un passaggio importante prima, perché hai detto che il Cosenza praticamente giocherà con 3 squadre del Veneto, perché Cittadella dicevamo che è attaccato a Padova e dovrebbe essere il prossimo avversario interno del Cosenza il martedì. E poi devi andare a Verona contro il Chievo. Dovrebbero sospendere. E quindi possiamo dire che, visto il Cosenza che... Parliamo di calcio un attimo. Prego. Visto il Cosenza che si esprime, secondo me, meglio in trasferta. Meglio in trasferta. Il Venezia comunque gioca meglio in trasferta. Anche in trasferta. Come dire, il Cosenza non lo posso fare questa non mi meraviglierei che hai aperto ormai questo, diciamo, questa strada. Perché si esprime meglio in trasferta secondo te il Cosenza? Gran parte delle squadre di B. Qualcuno mi sussurra e mi dice perché manca il facitore di gioco, manca il regista, manca colui che detta tempi e ritmi come studiavo io tempo fa. Allora, pronti via mi viene subito da dire che non c'è la pressione del San Vito Marulle, come dicono tutti, no? Anche se poi la pressione invece, la bolgia è importante, perché vinci partite ti dà una carica in più, no? Però il problema è che ti dà una carica in più. Bravissimo. Anzi, addirittura se il San Vito Marulla, adesso non me ne vorranno dall'amministrazione, ma se si riuscisse ad avvicinarlo ancora di più al campo, sarebbe veramente una bolgia incredibile. Ma a parte questo è perché il Cosenza di solito fa i primi tempi, fa la partita fuori casa, no? Proprio c'ha un impatto alla gara incredibile, cioè l'abbiamo visto in tutte le trasferte. Poi magari, io parlo quando c'era Braglia, poi magari soffriva nel finale, spesso si faceva recuperare, ora non so se è per un problema atletico, se è un problema mentale, ma sicuramente ha dato dimostrazione che fuori casa, o attendendo gli avversari e prendendoli poi con le ripartenze, o comunque andando a fare la partita, ha dimostrato di potersela giocare con tutti, più fuori casa che in casa. Quindi, però, se vuoi sapere proprio Franco il perché, è una domanda un po' difficile, difficilmente da poter spiegare. Fatto sta che comunque o in casa o fuori, l'importante è che tu prenda i 3 punti, dopodiché... Sui siti però, Antonio, per esempio Ascoli Cremonese che non si è giocato, poi non ho capito perché ad Ascoli nelle Marche, non c'era nulla di particolare, erano già arrivati allo stadio le squadre, poi ieri per motivi di sicurezza Ascoli Cremonese, la data del recupero resta ancora un'incognita, quindi non è stato stabilito. Mi pare che anche la FIGC, la Lega di Serie B, come alcuni dicono allora, a vista, lo ha detto anche ieri il presidente del CONI Malagò, day by day, giorno come per per esempio i tifosi del Milan che sono partiti il giorno prima per andare a Firenze, no? Voglio dire, quindi Fiorentina Milan la fai giocare, Inter Sampdoria no, cioè, voglio dire, anche il Torino l'hanno sospeso. Quindi io sono d'accordo con Aldo, 2 ore prima sono d'accordo con Aldo che o si sospende oppure io credo che si falsa tutto, è tutto falsato. Antonio, mi devi dire poi qualcosa sulla Morrone perché stiamo per andare in chiusura. Forse è meglio che lo dici subito perché parliamo della Morrone 2 minuti. Ieri ha vinto 2-0 contro il Soriano in casa, una partita che riporta al 5° posto la formazione di Lorenzo Stranges. Una nota. Nella Morrone. Sì, è un tuo caro amico. Assolutamente sì. È il 2º anno, l'anno scorso ha vinto il campionato, quest'anno si sta conformando a buoni livelli. Vai Antonio. Giusto una nota, ieri ha esordito un ragazzo del 2002 in porta, si chiama Prezioso. Ed è il giocatore del Cosenza. Come il giocatore del Cosenza, non è parente. È un'omonimia. Sì, è cresciuto nel settore giovanile della Morrone ed è questa la mission del club, quella di rendere autonoma la prima squadra con ragazzi provenienti proprio dal vivaio. Lo ha fatto con 3-4 calciatori e le cose stanno andando abbastanza bene. Stella, stanno arrivando ancora messaggi, siamo stati abbastanza chiari sul fatto di Venezia Cosenza, se si giocherà o meno, l'abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto. No, Antonio, vuoi dire tu qualcosa in 30 secondi agli amici, così siamo su Venezia Cosenza? Sì, perché ci stanno scrivendo ancora e vogliono capire e sentire se si gioca o non si gioca. Al non momento... lo sappiamo se si gioca o non si gioca, dobbiamo attendere semplicemente le determinazioni. Ma del governo a questo punto? Sì, al quale la FIGC ha chiesto lumi su cosa fare innanzitutto. Come dire, le soluzioni sono quelle che tutti conosciamo: giocare a porte chiuse, non giocare proprio, o vedere di trovare soluzioni alternative. Secondo me il problema è questo. Aldo, tu mi dicevi delle scuole, non so che cosa dicevi prima. No, dicevo che c'è un ordinato, il presidente, il governatore che ha fatto un ordinato, ha chiesto... Quale governatore? Della Calabria. Santelli, sì. Ha fatto una missiva al ministro per chiedere di bloccare tutte le persone che dovessero venire dalle zone colpite e quindi fare anche in Calabria una specie di sicurezza e quindi sta aspettando adesso che il ministro autorizzi. Credo che siamo in chiusura. Allora, prima di chiudere posso dire una cosa? Prego. Allora, voglio fare i complimenti al mio cuginetto Michele di 6 anni che ieri ha disputato, ma non fai il compleanno. Non è un compleanno, scusami, pensavo fosse un compleanno. Ha disputato la sua prima partita di calcio e la mamma stamane mi ha detto che ha segnato 3 gol.
gol. Bravissimo Michele. Però non salutiamo con chi tutti gioca, gli amici. Con chi gioca? No, vabbè, la Come si scuola chiama? calcio non posso dirlo. Lui è Michele. No, di cognome. Ah, Magari se potrebbe... Michele La Scaleia. Benissimo. Allora, noi Ma che naturalmente serio? salutiamo tutti gli amici che ci hanno seguito anche oggi, salutiamo gli amici del futsal e della pirossigeno che sono venuti a trovarci qui nella prima parte della trasmissione e seguiremo, come dicevo all'inizio, questa situazione del coronavirus che è riferito naturalmente alla parte calcistica, alla squadra sia del Cosenza che del Crotone. Abbiamo parlato poi della Serie C, della Regina in particolare, abbiamo fatto vedere gli highlights e quindi ci sarà, lo ripeto ancora una volta, un turno infrasettimanale con il match clou della giornata che è rappresentato da Catanzaro Regina. Mercoledì alle 20:45. Benissimo, ma siamo ai saluti finali. Sì, ok, allora ringraziamo tutti te. quelli che hanno scritto su WhatsApp. Tutti quelli che ci hanno scritto, che avete interagito con noi, ringraziamo Silvio Zizza, chiaramente Antonio Clausi e il nostro opinionista, un po' negativo oggi, Aldo Cennamo, che hanno accettato l'invito a partecipare nella nostra trasmissione. Vero. Continuate a seguire Teleeuropa Network, un canale ricco di informazioni e con replay ci vediamo lunedì 2 marzo. Grazie Franco, ti ho ringraziato prima, non mi hai sentito? Stella, io stavo ringraziando te. E con replay ci vediamo lunedì 2 marzo, sempre alle ore 15 in diretta a Teleeuropa Network, canale 10 del digitale terrestre. Grazie mille.